Alfonso Buscemi, oggi un incontro importante delle Camere del Lavoro e si discute anche sulle piattaforme rivendicative di protesta, già domani ce ne sarà una, ma anche altre a mese di maggio in poi. Vede, le televisioni nazionali, i grossi gruppi editoriali, i grandi giornali nazionali dipingono il nostro paese come il paradiso terrestre. L'occupazione cresce, gli stipendi crescono, il PIL cresce, tutto va bene. Poi c'è la realtà, poi ci sono le famiglie che non sanno come curarsi, che hanno un lavoro precario flessibile e che quindi non gli consente di avere neanche un piccolo prestito, che la precarietà li porta a privarsi della libertà di difendere i propri diritti, la gente che muore sul posto di lavoro. Noi parliamo con la gente perché conosciamo, vivendo con loro, tra loro, questi drammi che fanno a pugni con la narrazione del governo, per dire che domani, per esempio, in tutte le piazze italiane noi scioperiamo per rivendicare il diritto alla cura, il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, a un sistema di tasse eque, laddove il 90% delle entrate allo Stato non deve essere più sopportato dalle famiglie, dai pensionati e dai lavoratori dipendenti. Devono andare a prendere soldi dove ci sono. Bisogna smetterla con l'incentivare i grossi gruppi all'evasione fiscale, tanto poi ci sarà prima o poi un condono. Ecco, tutto questo e non solo, domani in piazza, sciopero della CGIL assieme alla UIL, il 20 aprile saremo a una manifestazione nazionale a Roma, il 25 infine, rispetto a questo pezzo di attività intensa della nostra organizzazione, il 25 maggio a Napoli, per dire no all'autonomia differenziata che continua a privilegiare gli interessi del nord a discapito del sud, perché lì hanno le strade, le autostrade e gli danno i soldi per comprarsi le Ferrari. Qui noi abbiamo le mulattiere e ci fanno andare con i muli in giro. Alfio Mannino oggi presente a questa iniziativa delle Camere del Lavoro della provincia di Agrigento? Sì, noi stiamo facendo questo giro di assemblea anche per coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici nelle battaglie che abbiamo di fronte. Siamo in una fase difficile, delicata, perché stiamo attraversando una fase economica e sociale davvero drammatica, specie per la Sicilia e specie per il Mezzogiorno. Tra l'altro questa condizione sta determinando una condizione di lavoro sempre più precaria e si vede sul terreno della sicurezza sul lavoro. Vi è una condizione in cui il Mezzogiorno viene dimenticato e quindi sulla base di questo noi non soltanto siamo qui a confrontarci con i lavoratori e le lavoratrici, ma soprattutto per rilanciare la nostra iniziativa e le nostre mobilitazioni. Le emergenze che si stanno evidenziando sono tantissime per il nostro territorio, che evidentemente rispecchiano delle emergenze anche nazionali, in particolare questo dell'autonomia differenziata è una problematica molto pesante. Sì, assolutamente l'autonomia differenziata, se dovesse realizzarsi, aggraverà ancora di più la condizione di squilibrio tra il nord e il sud del paese. E questo paese oggi avrebbe bisogno di altro, avrebbe bisogno di investire sulle infrastrutture, avrebbe bisogno di investire sulla sanità, avrebbe bisogno di rimettere al centro la condizione giovanile, avrebbe bisogno di affrontare con una nuova identità culturale e valoriale la questione del Mezzogiorno. Ecco, c'è una sfasatura tra l'agenda di questo governo e i bisogni reali del paese. Quindi il sindacato come si pone in queste problematiche? Ma noi vorremmo davvero provare a rimettere al centro del lavoro la qualità e la dignità del lavoro, rimettere al centro il Mezzogiorno. Per questo, oltre alla giornata di domani in cui manifesteremo per reclamare maggiore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle prossime settimane metteremo in campo iniziative sia sulla sanità, già il giorno 20 saremo a Roma, ma l'8 maggio saremo in Sicilia a manifestare su salute e sicurezza, sulla sanità siciliana, e poi appunto contrasteremo in tutte le forme il tema dell'autonomia differenziata. Lei ha fatto un intervento forte, concludendo dicendo la CGIL c'è sempre accanto alle donne. C'è stata, c'è e ci sarà sempre, appunto nella tutela delle donne e delle pari opportunità. Assistiamo ad un governo che ha fatto poco, se non nulla, per le donne, per cui c'è bisogno di un intervento forte. La CGIL, come dicevamo, è pronta ad aprire un dialogo e a proporre diverse soluzioni, ecco, a tutela delle donne, perché purtroppo, ecco, occorre dirlo, le donne si trovano in una situazione in cui vengono penalizzate nel mondo del lavoro, penalizzate da pensionate.
cerchiamo di fare in modo di far venire meno queste discriminazioni e sappiamo quanto sia urgente, ecco, una riforma che garantisca le donne nel mercato del lavoro e in quello previdenziale.